E se toccasse proprio a lei, la prima donna a capo del Senato nella storia della Repubblica? Maria Elisabetta Casellati è un mandato esplorativo alla forzista veneta per formare il governo. È tra le poche frecce nell'arco di Sergio Mattarella di fronte allo stallo assoluto del governo, certificato dal polverone alzato ieri da Silvio Berlusconi. Quel bisogna saper distinguere i veri democratici da chi non conosce l'ABC della democrazia, che se ce ne fosse bisogno ha scavato uno solco ancora più profondo tra Movimento 5 Stelle e centrodestra. I grillini non vogliono Berlusconi, Berlusconi non vuole i grillini, in mezzo Salvini si appella alla responsabilità e minaccia un ritorno alle urne. Così Mattarella se ne esce con un perentorio: passi avanti non ne sono stati fatti e non c'è più tempo. In queste ore il secondo giorno della seconda settimana di consultazioni, la prossima settimana al massimo la decisione. E tra le ipotesi, come un preincarico a Salvini come leader del centrodestra, che però non ha i numeri per governare, e mentre sembra tramontata l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti, c'è anche la carta del mandato esplorativo alle due più importanti cariche dello Stato dopo il Presidente, ovvero Casellati e Fico. Proprio in queste ore ha colloquio con Mattarella al Colle. La padovana è in pole position, una mossa di Mattarella che ha il sapore di un avviso ai partiti che non riescono a trovare un accordo. Chi riceve il preincarico infatti rischia di bruciarsi se non trova la maggioranza sufficiente. Ma anche l'eventuale scelta Casellati potrebbe trasformarsi nel boomerang di un'ulteriore perdita di tempo, che a questo punto sarebbe sempre più grave per il Paese e gli elettori in attesa.